Buon pomeriggio e ben ritrovate a una nuova edizione del notiziario di Tele4 che parte con la cronaca. Furto con spaccata nella notte in una pescheria di Servola. Il ladro è stato però arrestato dalla Polizia di Stato. Vediamo il servizio. Ha spaccato la vetrata del locale, è entrato e ha rubato i soldi trovati nel fondo cassa, un bottino misero, 95 euro. Più ingenti invece i danni al negozio. Furto con spaccata questa notte a Servola nella pescheria L'Angolo del Mare. È l'ennesimo episodio ai danni di un'attività commerciale a Trieste. Un uomo italiano, già noto alle forze dell'ordine, è riuscito ad agire indisturbato. Ha colpito ed è sparito, portandosi a casa il bottino. Il malintenzionato, però, non è riuscito a farla franca. Una guardia giurata in servizio nella zona ha notato i movimenti sospetti e ha subito allertato le forze dell'ordine. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, gli agenti della Questura hanno rapidamente ricostruito la dinamica del fatto e in poche ore sono riusciti a rintracciare l'abitazione del ladro non molto distante dal luogo del furto. L'uomo, alle prime luci dell'alba, si è visto piombare in casa gli agenti di polizia che hanno proceduto alla perquisizione dell'abitazione, trovando subito il malloppo trafugato dalla pescheria. Il responsabile del furto è stato arrestato. Torniamo a parlare dell'incendio scoppiato al campeggio Obelisco in Strada Nuova per Opicina nella prima serata del 1° maggio, era un giovedì, perché la Procura di Trieste ha aperto un fascicolo per incendio colposo. Si indaga su cause e responsabilità per il rogo divampato quindi quel giorno. Vediamo. Il rapporto dei Vigili del Fuoco è arrivato sul tavolo della Procura di Trieste, che ora vuole vederci chiaro. Ha aperto un fascicolo per incendio colposo. Parliamo del rogo divampato nel tardo pomeriggio del 1° maggio al campeggio Obelisco in Strada Nuova per Opicina. Incendio che ha devastato intere piazzole e distrutto automobili, motorini e roulotte. Le investigazioni mirano a far luce sulle cause e le eventuali responsabilità. Come già raccontato dalla nostra emittente, le fiamme si sarebbero scatenate dopo che qualcuno ha gettato acqua sull'olio bollente, un gesto rischioso e noto per la sua pericolosità, un comportamento da evitare, ma che a volte viene compiuto nell'erronea convinzione che l'acqua possa soffocare il fuoco. Forse la persona in questione ha dunque gettato acqua perché le fiamme si erano già formate mentre stava friggendo del cibo. Da lì in poi il caos più totale, poteva essere una tragedia, erano anche scoppiate le bombole di gas GPL, alimentando così l'incendio. Almeno 150 le persone presenti nella struttura, fra turisti e residenti, che si sono messi in salvo, chi uscendo dal campeggio, chi spostandosi di piazzola. Secondo quanto appreso, il responsabile del gesto sarebbe un uomo di mezza età che vive all'interno della struttura. Al momento dell'incidente sarebbe stato sotto effetto di bevande alcoliche. Focus degli investigatori anche sulla gran quantità di bombole presenti nel campeggio, che non possono essere ammassate in gran numero proprio per evitare incidenti come quello verificatosi giovedì scorso. Quindi sotto la lente di ingrandimento anche la gestione della struttura stessa, la verifica del rispetto della normativa antincendio, più in generale le condizioni di sicurezza. La rotta balcanica entra nella sua fase più calda, con la bella stagione c'è da aspettarsi un'impennata di arrivi, lo ha detto la nostra emittente Lorenzo Tamaro, segretario regionale del Sindacato Autonomo di Polizia. La rotta balcanica è sempre stata attiva, è attiva, io sono entrato in polizia 36 anni fa, penso che la rotta balcanica già esisteva, è chiaro che nel corso degli anni sono cambiate le modalità, sono cambiate le etnie che sono passate per la rotta balcanica, le organizzazioni criminali sono cambiate nel loro modus operandi, eccetera, eccetera. Adesso entriamo nella bella stagione e quindi è da immaginare ci sia sicuramente un aumento anche di arrivi rispetto a quello che sono quelli invernali. Al momento i dati parlano, almeno per quanto riguarda i rintracci, quindi le persone che effettivamente sono fermate dalla polizia e dalle forze dell'ordine, rimangono tutto sommato abbastanza in linea rispetto ai dati dello stesso periodo dell'anno scorso. C'è da dire che dobbiamo ricordare che in passato purtroppo di anno in anno addirittura i numeri dei rintracci raddoppiavano rispetto all'anno precedente, quindi abbiamo avuto un aumento molto importante nel corso degli anni che poi si è stabilizzato con la sospensione del Trattato di Schengen, quindi con il controllo sui confini.
Questo cosa significa? Significa che se non avessimo avuto probabilmente il controllo sui confini e la sospensione di Schengen, noi avremmo avuto un fenomeno di ulteriore aumento rispetto all'anno precedente. Quindi insomma abbiamo anche un incremento importante di arresti per quanto riguarda l'immigrazione clandestina, quindi vuol dire che si sta combattendo quelle organizzazioni criminali e quindi io credo che questo sia una buona notizia. Bloccare completamente la rotta balcanica credo che sia una cosa che sia impossibile o quasi, insomma, no? L'assessore comunale alla cultura Giorgio Rossi in missione a Bergamo, ordinata a un cantiere navale la perfetta riproduzione del battiscafo Trieste, destinato ad arricchire le sale del Museo De Enriquez. Io sono andato a Bergamo per, diciamo così, far diventare il mio sogno in una realtà. Voi sapete che da tempo sto lavorando sul battiscafo Trieste, no? La cosiddetta operazione battiscafo Trieste. Portare al Museo De Enriquez la perfetta riproduzione del battiscafo Trieste. È l'impegno annunciato e progetto ormai in fase avanzata dell'assessore alla cultura Giorgio Rossi. Un omaggio all'impresa del battiscafo Trieste che il 23 gennaio del 1960 stabilì un record, superato solo nel 2012, immergendosi fino sul fondo della fossa delle Marianne. Il battiscafo Trieste, anche sulla base del rapporto che unì De Enriquez e Jacques Picard, sarà uno dei perni del rinnovamento del museo. E quindi noi abbiamo voluto ricostruire il battiscafo e sono andato a ordinarlo. Dove? Sono andato a ordinarlo a Bergamo, dove c'è un cantiere navale, gente di altissimo spessore, che fanno sommergibili. Sono sommergibili non più tradizionali come quelli che avevamo 50 anni fa quando io ero in marina, il Toti o altro, che sono sommergibili di 120-130 metri, che lanciano siluri, ma soprattutto di sommergibili tascabili che fanno la guerra elettronica. Il costo per realizzare questo battiscafo è un costo, come possiamo dire, di straccio, perché è come se andasse a farlo. Perché si sono innamorati della nostra città, del Museo De Enriquez e l'idea appunto di essere quelli che vanno a ricostruire in scala 1:1, perché abbiamo portato loro proprio l'altra settimana i progetti, i dettagli con cui è stato costruito il sommergibile a Monfalcone e la navetta, che c'è una navetta dove stavano il Picard, va bene, che è scesa prima all'isola di Ponza e poi le Marianne in scala 1:1, e quindi adesso stiamo allestendo nell'hangar 8 del Museo De Enriquez questa postazione. È giunto il momento di collegarci con la sala operativa della Polizia Locale di Trieste, con noi Marco Cernecca, assistente scelto, che saluto e che ringrazio per il collegamento di oggi. Ben ritrovato. Buona giornata a lei e a tutti i telespettatori. Allora inizierei subito col dire che la mattinata, diciamo, è stata abbastanza tranquilla dal punto di vista traffico e viabilità. Non abbiamo registrato particolari situazioni di disagio al traffico problematiche, anche diciamo in concomitanza appunto alla gara podistica in Viale Miramare. E per quanto concerne appunto la gara podistica, posso solo dire che nella mattina abbiamo dovuto effettuare alcune rimozioni per consentirne lo svolgimento, però chiaramente fortunatamente sono state un numero esiguo. Abbiamo effettuato un unico rilievo di incidente stradale, anche questo a carattere di solo danni materiali, quindi senza nessuna tipologia di conseguenze per le persone. Ricordo per questo pomeriggio che c'è una manifestazione a Santa Croce, alle ore 14:30 saremo sul posto e la commemorazione, appunto la manifestazione commemorazione inizierà alle ore 15. Altre cose per oggi non avrei da ricordare, per cui vi ritornerei la linea augurando una buona domenica a lei e a tutti i telespettatori. Altrettanto a lei, ovviamente ai suoi colleghi, un saluto a tutta la sala operativa. Grazie. Grazie.
Andiamo a vedere adesso la commemorazione che c'è stata ieri a Gorizia, alla presenza delle autorità, associazioni combattentistiche e d'Arma. Il sindaco così in una nota: abbiamo ricordato quei 40 giorni di terrore titino che nel maggio e giugno del 45 videro Gorizia, ma anche Trieste e Monfalcone, a guerra finita, occupata dalle truppe dei partigiani comunisti del maresciallo Tito. L'evento, come sempre promosso dal Comitato dei Congiunti dei Deportati, ha visto la tradizionale partecipazione anche dell'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, della Lega Nazionale, oltre che del coro Sabotino, degli Alpini. Centinaia furono le donne e uomini goriziani, ricorda il sindaco Ziberna, e tra questi anche noti antifascisti sindacalisti che nulla avevano a che spartire con il fascismo, deportati solo perché potevano rappresentare un rallentamento al disegno di Tito di occupare Gorizia. Come noto, infatti, lo scopo di Tito era quello di annettere la Venezia Giulia al regime dittatoriale e comunista di stampo stalinista che stava consolidando. Ecco perché Gorizia, conclude la nota del sindaco Ziberna, oltre che ricordare e festeggiare il 25 aprile la liberazione dalla dittatura nazifascista, il 12 giugno ricorda e festeggia la liberazione dalla dittatura comunista di Tito. Ci spostiamo invece a Staranzano, dove torna il Festival dell'Acqua con la sua terza edizione, focus sulla gestione della risorsa più preziosa del nostro pianeta. 4 giorni di eventi dal 22 al 25 maggio. Presentata a Staranzano la terza edizione del Festival dell'Acqua, che torna dal 22 al 25 maggio. 4 giorni di festival e un vasto programma con oltre 40 appuntamenti fra confronti, performance, eventi espositivi, laboratori e altre esperienze. Il tutto dedicato alla risorsa più importante del nostro pianeta. We the People, noi la comunità, è il tema della terza edizione, nel segno della metodologia di ricerca e della modalità comunicativa che prevedono l'intreccio fra scienza e arte. Nel programma del festival si alterneranno esposizioni divulgative, performance teatrali, percorsi di ricerca, concerti e altri eventi al servizio della stessa urgente missione: stimolare una rinnovata consapevolezza su questo bene dell'umanità e favorire comportamenti sostenibili. Molti saranno gli appuntamenti incentrati sullo spreco idrico e sugli accordi fra le partecipate che gestiscono l'acqua. Focus anche sul tema dell'inquinamento, sulla storia della bonifica, sulla fauna ittica dell'Adriatico e sulle nuove tecnologie di irrigazione agricola. Il tutto con il contributo di artisti, scienziati e divulgatori. Bene, l'ha anticipato prima l'assistente Cerneca della polizia locale, oggi la Spring Run e la Spring Run versione Family, quindi la mezza maratona 21 km da Duino Aurisina fino a Piazza Unità, e poi la maratona un po' più piccola per le famiglie, che sono le immagini che vedete qui, girate tra l'altro dal nostro collega Bernardo Gulotta, girate e montate da lui, per le quali lo ringrazio. Migliaia i partecipanti alla Bavisela Family, oggi in scena a Trieste con la 29esima edizione. La gara per famiglie è partita dal bivio di Miramare per arrivare in Piazza dell'Unità d'Italia, accanto agli agonisti della mezza maratona. C'era chi correva, chi indossava i pattini, chi semplicemente passeggiava con famiglia e amici. Una fiumana rossa, come vedete dalle immagini, che ha di fatto colorato e animato tutto il lungomare di Barcola, ma anche le rive, fino ad arrivare, come detto, alla festa finale in Piazza dell'Unità d'Italia, con una medaglia che è stata consegnata davvero a tutti questi partecipanti. Ripetiamo, migliaia di persone, quasi 10.000 secondo alcune stime. Li vedete qui i visi, i volti appunto delle persone che in famiglia o con gli amici corrono accanto agli agonisti per poi raggiungere Piazza dell'Unità d'Italia. Questa sera vi faremo vedere anche il servizio che riguarda invece la mezza maratona, quella agonistica, la 21 chilometri, che però intanto come dato possiamo dirvi che il keniano Vincent Ntabo e la triestina Caterina Stenta trionfano alla mezza maratona. Sono loro i vincitori, oltre 2.500 gli iscritti tra atlete e atleti provenienti da circa 50 paesi, e quindi quelli che vi abbiamo appena detto, i primi classificati. Ripeto, vedrete il servizio questa sera nell'edizione serale del telegiornale di Tele4. Per il momento dunque è tutto, anzi no, un ultimo video da mostrarvi, un avvistamento straordinario nelle ultime ore, possiamo quindi farlo vedere, eccolo qui, una verdesca, lo chiamano anche squalo azzurro, si vede da questo video
video girato dall'area marina protetta di Miramare, eccolo lì che affiora a pelo d'acqua lo squalo azzurro, avvistamento straordinario, dicevamo, nel golfo di Trieste, è successo al largo della zona diciamo antistante alla società velica di Barcola e Grignano. Seppure la verdesca sia diffusa nelle nostre acque, è frequentemente però vittima anche di pesca accidentale. Nel Mediterraneo è considerata una specie appunto in pericolo critico, quindi di fatto da proteggere. Queste appunto le immagini che vi abbiamo mostrato. È davvero tutto adesso per questa edizione meridiana del notiziario di Tele4. Prossimo appuntamento con le notizie questa sera alle 19:30.